Buongiorno, sono un consigliere provinciale, Francesco La Rosa, capogruppo al Consiglio di Caltanissetta. Io ho vissuto assieme a tutti voi, o quasi tutti voi, l'inizio, la nascita di questo movimento. E all'inizio c'era un entusiasmo che ci teneva assieme, la passione, l'orgoglio che ci teneva assieme. Oggi tutto questo man mano è andato scemando, è andato via, c'è rimasto solo il presidente, i sindaci, i presidenti di qualche provincia e ci siamo seduti, abbiamo lasciato l'iniziativa agli altri che hanno dato le direttive e si sono appropriati anche qualcuno delle nostre idee. Io penso, credo che ci sia la necessità di ritornare qualche passettino indietro, di ritornare fra la gente, di tornare con le proposte serie, quelle che ci hanno portato a questi risultati nel 98, nel 2008 e ci porteranno altri risultati. Però se la politica sarà quella del chiedere, se la politica sarà quella di sederci, aspettare, guardate, nessuno ci darà niente. Io spero che da domani, o meglio da oggi, la nostra proposta inizierà a entrare nelle case, fra la gente, perché i nostri propositi sono quelli di una Sicilia che può dare dei risultati a tutti. Ieri ho ascoltato dei giovani, i giovani sono vogliosi, vogliono partecipare, vogliono entrare, vogliono dare il loro contributo, però non è che trovano dell'humus all'interno di questa classe dirigente, me compreso. Quindi da domani ritorniamo fra la gente, a chiedere alla gente e continuare la nostra battaglia per una Sicilia che dia qualche risposta ai nostri figli. Grazie.